La cosa innovativa che è stata studiata dal responsabile del nostro distretto, assieme ovviamente al responsabile dell'ULSS, è che abbiamo un percorso a senso unico, cioè il cittadino arriva, fa questa piccola passeggiata ed entra da una porta che insomma vediamo già del nostro centro civico, dove c'è la sala d'attesa, e abbiamo diviso a metà il salone più grande che abbiamo nel centro civico, e c'è una prima parte dove le persone stanno sedute e aspettano il loro turno, che adesso vediamo, ovviamente facendo tutte le nostre operazioni, tutto in massima sicurezza, quindi gel, viene misurata la temperatura dai volontari della Croce Rossa e le persone rimangono qui. Quindi questa è la sala d'attesa dove le persone aspettano il loro turno per poter accedere ai 3 punti vaccinali dove appunto vengono fatti i vaccini. Si passa attraverso questo corridoio dove tutte le salette, le stanze che sono normalmente sede di riunioni, di associazioni, perché il centro civico Presca per Selvazzano è proprio un punto nevralgico di incontro delle associazioni, tra cui l'Anteas che si cura il trasporto sociale, qui c'è l'ACAT, ci sono i Carabinieri, l'Associazione Carabinieri e tantissime altre realtà associative che qui si incontrano. Ecco, queste stanze sono diventate locale magazzino, spogliatoio per gli uomini, spogliatoio per le donne, una sala d'emergenza dove speriamo mai è stato allestito un punto dove se c'è qualcuno che si sente male c'è ovviamente un lettino, c'è una sedia dove le persone possono stare stese e dove eventualmente vengono insomma valutate dal medico. La stanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri diventa sala d'emergenza che ci auguriamo non serva mai. Si prosegue, qui c'è l'altro spogliatoio e qui c'è un'altra fase di un'altra breve attesa dove le persone si siedono prima di fare il vaccino. Abbiamo due realtà, per cui 2 punti vaccinali in questa prima stanza e qui ne abbiamo un terzo. Le persone si vaccinano. Ovviamente è importante la privacy. Le persone insomma si siedono, parlano col medico, c'è una piccola parte di anamnesi e poi vengono vaccinati. Fatto il vaccino si accomodano in questa seconda parte della stanza dove si fermano per un altro quarto d'ora per evitare reazioni allergiche e quant'altro. Ed abbiamo questa seconda parte dove le persone stanno qui ascoltando anche della musica, perché abbiamo pensato di mettere questa filodiffusione con delle canzoni degli anni 30, 40, 50 per accompagnarli anche in questo momento. L'ultimo step è ovviamente la porta d'uscita, che normalmente è l'entrata del nostro centro civico, ma in questa occasione è la porta d'uscita dove c'è insomma sempre del personale che dà anche molte indicazioni, perché ci sono tantissime persone che vengono a chiedere informazioni e so che il nostro amico insomma spesso deve dare 1000 spiegazioni.